Una manifestazione spontanea, quella di questa sera, per indicare le motivazioni quali sono, in particolare la mancata illuminazione del campo e il fatto che la squadra gioca fuori. Allora, intanto io mi aspettavo molto più gente, perché Agrigento è una città apatica, una città che parla troppo, ma poi alla fine non è che ci mettiamo la faccia, la gente si vergogna o c'è qualche cosa. Allora, l'Agradas fa parte della storia, l'Agradas è un nome da tutelare, perché è stata sempre la storia di Agrigento, ma in tutte le cose di Agrigento poi alla fine muoiono per mancanza di amore, perché anche una squadra di calcio fa parte dell'amore, perché hanno tolto anche un giocattolo ai poveri pensionati, perché si ritrovavano allo stadio, perché andavano la domenica a vedersi la partita, si agitavano, si emozionavano, e allora tutto questo dimostra la mancanza di amare questa città, perché in tutte le cose che si fanno in questa città alla fine muoiono, perché noi ricordiamoci sempre che siamo una delle città più belle del mondo, potremmo essere i più ricchi del mondo, perché la nostra terra ha di tutto, ha sole, mare, storia, arte, cultura. Alla fine anche la squadra di calcio, ed essere oggi una squadra che va a giocare con un sacrificio enorme a Siracusa, dove non tutti possiamo andare a Siracusa a fare 230 km, perciò ci hanno tolto anche un giocattolo, ma la squadra fa parte di un contesto dove la città dimostra oggi che siamo messi troppo male. Il calcio e la città, perché noi potremmo dare molto di più. Ma come soluzione c'è questa cordata che arriva dalla Svizzera. Mi dicevano degli amici che c'è questo presidente del Sion che sarebbe interessato a prendere le redini di questa squadra e sicuramente farebbe bene al calcio di Agrigento. Agrigento è nel sud Italia. Voi immaginereste mai questa cosa se accadeva a Bolzano, a Milano, a Torino, se finiva così? Da vecchio sicuramente avrebbe detto di sì al comune di Como o di qualsiasi altra città del nord Italia, mentre siccome Agrigento si trova, ahimè, negli inferi d'Italia, nel sud estremo, dobbiamo combattere con gli immigrati noi, ma col calcio, ahimè, si gioca a certi livelli nel centro e nel nord Italia. Speriamo che questa cordata realmente sia interessata e quindi Agrigento possa ancora continuare a vivere il calcio a livello professionistico.